L'artigianato è un mare magnum, nel senso che si distingue tra l'artigianato artistico, che oggi è più o meno abbandonato, e sono i nostri saperi locali, quelli che si tramandano di padre in figlio o di madre in figlia. Sono assolutamente da valorizzare, e dovremo trovare il modo, perché dopo la soppressione dell'Isola, l'Istituto Sardo Organizzazione del Lavoro Artigiano, di fatto gli artigiani che hanno portato avanti queste tradizioni si stanno perdendo, e c'è il rischio di una cesura netta. Sparite queste manualità, c'è il rischio che poi sia quasi impossibile riattivarle. Penso dal filet di Bosa alla cestineria di Castelsardo, alla filigrana di Dorgali, insomma tutte attività o le ceramiche che hanno avuto supporto da parte della Regione ormai non ce l'hanno da anni. Dobbiamo trovare il modo, anche attraverso un'apposita legge o addirittura l'istituzione di un'agenzia, di supportare gli artigiani artistici.